Volevo ringraziarvi di vero cuore. Oggi è finita la nostra avventura a Catania. Pensavo che la gente magari rispondeva diversamente, ma siamo contenti ugualmente di aver portato quello che non è mai riuscito nessuno a portare qui a Catania, dei catanesi, dopo tanti anni, la sceneggiata napoletana. Io penso che ogni artista di noi, voglio ringraziare la Vezzosiana, tutti quanti che sono stati veramente grandi, 4 mesi di prove sono molto dure, loro ce l'hanno fatta, dal niente a recitare così come voi avete applaudito. Loro sono Zorno, Gaetano Cosentino, è stato anche il presentatore della serata, Enzo De Angelis, Francesco Zerbo, Gennaro, Cupatella, Yolanda,
poco pissato. Salvo Alessio. A zia Carmela, Mary Longo. Grande. Lucia Tudisco, la mamma. La signora vestita di nero, Daniele Ricciardi. Un grande pilastro di questa sceneggiata, Dino Marchi. Licia Indelicato. Laura, Sabrina, brava. Angela, Mary Longo. Meghi e Mary, a Gigagnati Longo. Felice Ferri, Capece. O siciliano, due. Davide. Antonio Cannata vorrebbe dire penso qualcosa. Ringrazio ancora la produzione, la Sia Musica, il Teatro Don Bosco e tutti i collaboratori che hanno lavorato con noi. Io che devo dire, è stato un piacere veramente lavorare con Gianni Velzosi e tutta questa bellissima compagnia e con questo bellissimo pubblico. Antonio, vi ringrazio per la compagnia. Un elogio particolare a un grande maestro della musica. Senza di lui le colonne sonore e la sceneggiata poteva anche... E l'amico nostro Mammana Vito, facciamo un applauso fortissimo. Tutti gli effetti musicali, Harry Potter, Mario Parisi, grande Mario. Noi che vi vogliamo dire? Seguiteci e voleteci sempre bene. Sempre. Grazie ancora. Dai,